Andiamo a mettere un pochino di crumble, la purea di mango e i frutti di bosco. E ora come mettiamo anche dei cuoricini nel segno dell'amore. Amici di Bella Sicilia, buon pomeriggio, ci troviamo nella pasticceria di Ignazio Raffaele e oggi vi presenteremo il nostro gusto per il Gran Galà del gelato. È una ricetta con una base con una vaniglia bianca e poi aggiungeremo una purea di mango, dei frutti di bosco semicanditi e poi un crumble senza glutine al cacao. Quindi volevo informare anche le persone che verranno a visitarci che faremo dei gusti senza glutine e senza lattosio. Questo gusto si chiamerà Brolov, l'abbiamo dedicato al nostro paese. Allora, la prima cosa andiamo a mantecare il gelato che abbiamo preparato con latte, zucchero d'estrosio e poi abbiamo aggiunto questa vaniglia bianca. Mettiamo un pochino di mango. Questa quindi è la seconda parte del gelato? Sì, sì. Allora, questo è il crumble di cacao senza glutine. I frutti di bosco, more, lamponi, mirtilli e fragole semicanditi. E poi mettiamo la purea di mango. Andiamo a completare. Allora, è tutto pronto per la fase finale della preparazione del nostro gelato. I 5 minuti sono passati, andiamo a decorare il gusto Brolov che presenteremo domenica. Andiamo a mettere un pochino di crumble, la purea di mango e i frutti di bosco. Ecco qua. E ora come mettiamo anche dei cuoricini nel segno dell'amore. E ora non resta che assaggiarlo. Ripetiamo il nome di questo gelato. Brolov. Brolov. E quale invito facciamo per domenica? L'invito che facciamo è che vi aspettiamo a Brolo in via Vittorio Emanuele sul Corso per gustare tutte le nostre novità, tutti i nostri gelati che abbiamo preparato in occasione del Gran Galà del gelato. E vi aspettiamo a Brolo per il Gran